Buonasera a tutte e a tutti e grazie per essere qui. Cominciamo oggi il nuovo ciclo dei seminari del Centro Studi Rive, che quest'anno sarà dedicato al tema Venezia e le età delle maniere, contaminazioni, rotture, continuità. Questo ciclo di seminari che quest'anno è ridotto a 5 incontri, uno al mese da gennaio a maggio, è stato organizzato insieme all'Université Grenoble-Alpes e in particolare al professor Guillaume Casgrain, che peraltro è entrato nel comitato scientifico di Rive proprio quest'anno, ed è a cura della sottoscritta ma anche del professor Giovanni Maria Fara, che è qui con noi, che ringrazio per la sua presenza, e della professoressa Martina Frank. Il ciclo naturalmente ha un obiettivo un po' ambizioso, ma spero che, visti i nomi dei nostri relatori, riusciremo sicuramente a trarre qualche importante filo, quantomeno per rinvigorire il dibattito sul tema della maniera a Venezia. Abbiamo quest'anno pensato a una formula un po' diversa rispetto agli anni scorsi, nel senso che i seminari non vedranno, come solitamente accadeva, un unico relatore, ma avremo un paio di incontri in cui avremo dei binomi, io credo molto felici, e sarà un'occasione certamente stimolante. Abbiamo convocato anche la famosa interdisciplinarità con cui vorremmo un po' contraddistinguere il nostro approccio alla storia dell'arte, e vi ricordo che il prossimo incontro si terrà il 16 febbraio sempre in questa sala, e ci sarà Giorgio Tagliaferro, che è anche lui qui con noi e che ringrazio per la sua presenza, oltre a Mattia Biffis, e che ciascuno con un intervento diverso. L'intervento di Mattia Biffis si intitola Bravura e cultura alla maniera a Venezia, mentre l'intervento di Giorgio si intitola Rivalità in maniera in Tintoretto per una revisione storico-concettuale. Gli appuntamenti proseguiranno poi il 16 marzo e di nuovo il 13 aprile e infine il 18 maggio. Vi lascio naturalmente scoprire l'intero calendario, ma ovviamente ogni volta annunceremo il seminario del mese successivo. Qualche altra notizia su Rive prima di passare a presentare l'ospite, che ringrazio moltissimo per essere venuto fino a Venezia, questa volta in presenza e non soltanto attraverso il video. Intanto una notizia che riguarda la biblioteca di Rive, che è stata costituita con la donazione della famiglia di Ornella Fontanari di Paolo. Abbiamo intenzione di mettere presto a disposizione degli studenti e degli studiosi un inventario, in modo tale che questi libri siano finalmente fruibili sia per la consultazione che per il prestito, e naturalmente ci sarà un sistema di prenotazione attraverso cui garantire l'accesso alla libreria. È un impegno che abbiamo preso e vogliamo assolutamente mantenerlo. E poi vorrei anche ricordare che da qualche mese lavoriamo a un nuovo progetto pilota che ha per titolo La committenza artistica delle corporazioni veneziane, un sample di trattamento dei dati, grazie alla presenza di 3 borsiste e al coordinamento del dottor Jacopo Cossu, che è qui con noi e che ringrazio anche lui per la sua presenza. Dunque, oggi finalmente veniamo alle questioni più cogenti, quindi il nostro ospite Michel Hockmann, che presenterà un intervento dal titolo Il manierismo a Venezia, storia di una categoria storiografica. Michel Hockmann lo conosciamo tutti, non soltanto personalmente, ma anche e soprattutto attraverso i suoi studi, che sono fondamentali per tutti noi che ci occupiamo di Rinascimento veneziano. Mi piace ricordare il suo bellissimo libro uscito per l'École Française de Rome ormai negli anni 90, che tuttavia per me è ancora attualissimo e che ho sempre in programma per i miei studenti. L'ho avuto tanti anni in Francia e lo rinnovo ancora per i miei studenti qua in Italia. E poi il libro naturalmente Rome et Venise, deux écoles de peinture, e aspettiamo adesso il nuovo volume dedicato al mestiere del pittore nel Rinascimento. Michel Hockmann insegna all'École des Pratiques des Hautes Études di Parigi, insegna la storia della pittura italiana tra 5 e 600, e in questa occasione presenterà un intervento in cui cercherà di
discutere proprio questa categoria, questa vera e propria categoria storiografica che, diciamo, è stata oggetto di grande interesse da parte degli studiosi per molti anni. A dire il vero, forse è anche in un certo senso passata un po' di moda, diciamo più esattamente che il dibattito su questo tema non è particolarmente recente, e quindi ci è sembrato il caso di ripercorrere un po' innanzitutto la storia per l'appunto di questa categoria storiografica e cercare di capire se davvero questa categoria funziona e funziona ancora oggi. Lascio la parola a Michel Hockman, che ringrazio tantissimo per essere venuto qui. Grazie tante Valentina per la presentazione e per l'invito. L'esistenza di una corrente manierista a Venezia è, come sapete tutti, una specie di dogma per gran parte della storiografia, soprattutto italiana. Tuttavia questa idea è stata anche fonte di polemiche, come l'ha appena ricordato Valentina, sulle quali vorrei tornare. I dibattiti sulle categorie che segnano la periodizzazione della storia dell'arte sono stati negli anni scorsi, negli anni passati, uno dei giochi preferiti della nostra disciplina, mentre sono molto meno essenziali in altri campi come la storia della letteratura, che spesso usa le nozioni di barocco o di manierismo come semplici convenienze e non cerca di definirle in un modo preciso. Molti specialisti oggi difatti ritengono che tali etichette debbano essere evitate anche nella storia dell'arte, in quanto sarebbero completamente vuote. Ci si può quindi chiedere se valga ancora la pena rivisitare una di queste vecchie dispute, di ripercorrere i vari testi a cui ha dato origine, di tracciarne le origini, gli sviluppi e i vicoli ciechi. Ma anche la monografia relativamente recente di Tom Nichols su Tintoretto dà spazio alla questione del manierismo, evocando e cercando di definire, lo cito, Tintoretto's very specific form of mannerism. Ed è difficile rinunciare alla storia delle forme. Riflettendo difatti su queste categorie si mettono in luce anche delle differenze e delle rotture e si può riflettere meglio sulla specificità di certi pittori o di certe fasi storiche. Per cominciare va ricordato che le prime definizioni del manierismo sono apparse in parte in relazione alla pittura veneziana. Vi ricordo che una delle prime volte che compare nella letteratura artistica l'aggettivo manierista, manieriste in francese, è in un testo del Seicento, L'idée de perfection de la peinture di Roland Fréard de Chambray, un amico di Poussin. E condanna appunto tutti quelli che chiama manieriste e tra questi si trovano anche i pittori veneziani. Devo passare sul PowerPoint, quindi... Come faccio? Ecco, va bene? Ok. Prego. Va bene. Sì, vi faccio vedere questa citazione di Roland Fréard de Chambray. Ceux à qui la fortune ou les cabales ont déjà fait part de cette fausse réputation, dont avaient aussi été félicités avant eux, les Saint-Martin de Boulogne, Primaticcio, les Maîtres Rousse, Rosso, les Tintoret, les Paul Véronèse, les Fréminet, Martin Fréminet, les Josépin, il Cavaliere d'Alpino et un nombre d'autres tels dessinateurs praticiens de la même espèce. Vi traduco il passaggio. Quelli ai quali la fortuna o le cabale hanno già dato questa falsa reputazione, della quale avevano anche goduto prima di loro Primaticcio, Rosso, Tintoretto, Paolo Veronese, Martin Fréminet, il Cavalier d'Arpino e tanti altri disegnatori della stessa specie che lavoravano di pratica. Quindi vedete bene che Paul Veronese e Tintoretto sono messi nella stessa lista con Primaticcio, Rosso, eccetera. Ma la riabilitazione del manierismo, la sua creazione per così dire, come movimento artistico, fu opera della scuola di Vienna e in particolare di Max Dvořák. Sappiamo che per Dvořák, appunto,
il Tintoretto rappresentava un momento essenziale nella storia di questo movimento. Dvořák definì il manierismo come un rifiuto dell'imitazione della natura a favore della dimensione spirituale, narrativa e visionaria della pittura. Il Greco, al quale ha dedicato un articolo fondamentale, Über Greco und den Manierismus, è per lui la figura centrale di questo approccio. Ma per Dvořák, Greco va visto come una sorta di seguace del Tintoretto. Nella sua Geschichte der italienischen Kunst der Renaissance, Dvořák celebra ancora la capacità di Tintoretto di andare oltre l'imitazione che era stata al centro delle preoccupazioni rinascimentali. E vediamo il passaggio: la composizione artistica, il chiaroscuro, la rappresentazione dei corpi, dello spazio e del colore. Tutto questo aveva perso il suo significato primario. Non era più solo un mezzo per riprodurre o idealizzare la natura, ma doveva essere messo al servizio di una nuova arte dell'immaginazione, le cui fonti dovevano essere soprattutto esperienze psichiche. Dvořák ha così eliminato tutte le connotazioni negative dal termine manierismo, queste connotazioni negative che rimontavano, abbiamo visto, alla letteratura artistica del Seicento. Per lui questo movimento era, come diceva Hans Hauenhammer, un anti-rinascimento. Il manierismo rifiutava il materialismo del Rinascimento, il suo culto della bellezza che non corrispondeva ai bisogni esistenziali delle masse. Cito. Tintoretto avrebbe seguito brillantemente la strada aperta nelle ultime opere di Michelangelo, che portavano dalla preponderanza della natura e della forma a quella dello spirito e del sentimento. Queste affermazioni si collocavano naturalmente nel contesto delle aspirazioni e dei dibattiti estetici del periodo nel quale nacquero. Dvořák voleva andare oltre l'impressionismo e il materialismo dell'arte del suo tempo, a favore di un antinaturalismo che sarebbe stato il primo passo verso un nuovo idealismo. È stato in questa misura spesso accusato di proiettare nel passato i dibattiti e le preoccupazioni del suo tempo e la sua visione è stata criticata in questo senso. Va notato tuttavia che nel sottolineare l'importanza dell'immaginazione nell'opera del Tintoretto e la stranezza del pittore, egli concordava con alcune osservazioni famose del Vasari, secondo il quale Jacopo Tintoretto era andato oltre, cito Vasari, la stravaganza con le sue nuove e capricciose invenzioni e gli strani capricci del suo pensiero. Tuttavia, la nozione di manierismo non occupa un posto predominante nelle prime grandi monografie dedicate al Tintoretto. In quella di Hans Titz, per esempio, uscita nel 1948, ma scritta prima della guerra, si legge che l'arte del pittore had its share in conformity with its chronological position in the formation of Mannerism and early Baroque. Such stylistic denominations are abstractions from the currents which flowed through the period in many directions. They denote principles which are not strictly limited and do not exist side by side to the exclusion of one another, but which enter into an innumerable variety of associations with individual creators and creations. Tintoretto was a mannerist and a Baroque artist. Traduco, queste denominazioni stilistiche sono delle astrazioni tratte dalle correnti che attraversavano il periodo in tante direzioni. Denotano dei principi che non sono strettamente limitati e che non esistono l'uno accanto all'altro, escludendosi l'un l'altro. Tintoretto era nello stesso tempo un artista manierista e barocco. L'ambiguità di questo giudizio non è priva di interesse e torneremo naturalmente sull'argomento. Nel suo Jacopo Tintoretto, pubblicato nel 1923, Erich von der Berken prefigurava gli studi di Paolo Lucchini, dei quali parleremo tra breve, e indicava che oltre a Raffaello e Michelangelo,
Tintoretto guardava ai manieristi fiorentini e romani, ma anche a Parmigianino. Evocava già, come lo farà anche Palluchini, il battesimo di Jacopino del Conte nell'oratorio di San Giovanni Decolato a Roma e gli artisti venuti da Firenze e da Roma a Venezia durante la giovinezza del pittore come modelli che avrebbero influenzato Tintoretto. Ma Erich von Däniken definisce Tintoretto stesso come un artista manierista. Invece, le idee di Dvořák hanno trovato ampia eco nella storiografia italiana, da parte naturalmente soprattutto di Rodolfo Palluchini, che ha avviato le riflessioni sul manierismo nell'arte veneziana. Palluchini cita Dvořák nella lunga introduzione al catalogo da Tiziano a El Greco per la storia del manierismo a Venezia del 1981, questa famosissima mostra che fa il punto sulle sue ricerche, così come nella monografia che ha dedicato a Tintoretto in collaborazione con Paola Rossi. Secondo lui, infatti, Dvořák permette di capire che l'arte veneziana, e lo cito, deve essere integrata nella storia del manierismo perché altrimenti ci si priverebbe di un aspetto fondamentale di questa corrente, e lo cito, la vena antinaturalistica che da Michelangelo e attraverso Tintoretto arriva fino a Greco. Si vede che riprendendo il termine di antinaturalismo, Palluchini si ispira a Dvořák. L'altro termine centrale del pensiero di Palluchini è la nozione di crisi, presente anche nel titolo del famoso articolo di Luigi Coletti, dal quale Palluchini traeva ispirazione, e conoscete tutti quell'articolo, La crisi manieristica nella pittura veneziana. Per Palluchini e per Coletti, il manierismo non era, cito, un involucro freddo, puramente intellettuale e quindi accademico, ma era l'espressione di un'ansia attesa e drammatica. Tuttavia, nonostante questa affermazione, le concezioni di Palluchini sono in realtà molto più eterogenee. È vero che egli ha fornito un quadro prezioso per lo studio dell'arte veneziana tra gli anni 1530 e la fine del Cinquecento. Insieme a Coletti, appunto, ha sottolineato l'importanza di episodi cruciali come i soggiorni di Francesco Salviati e Giorgio Vasari a Venezia e ha fatto luce sulla personalità di artisti allora poco studiati come Giuseppe Porta, Salviati, Giovanni De Mio o Giulio Licinio. Ma bisogna ammettere che non ha il gusto della concettualizzazione che contraddistingue la scuola di Vienna. In realtà, la sua indagine mette sullo stesso piano un conglomerato di fenomeni e artisti il cui unico punto in comune è quello di illustrare, cito, il processo di trasformazione della pittura veneziana in seguito agli apporti manieristici tosco-romani ed emiliani verso la metà del Cinquecento. L'elenco dei diversi capitoli della Giovinezza del Tintoretto, la prima opera che ha dedicato a questa questione, è rivelatore. Si tratta infatti di una sorta di inventario piuttosto che di una vera costruzione storica. La prima parte del libro, come vedete, si intitola Il manierismo nel Veneto e il primo capitolo, Propositi del manierismo, definisce il concetto. Palluchini fa già a quest'epoca riferimento a Dvořák, ricordando che Dvořák impostò il problema del manierismo non più considerandolo una introduzione di comodo al barocco, ma caratterizzandolo come una reazione alla tradizione rinascimentale, postulante il sorgere di un prepotente soggettivismo per il quale viene superato il rapporto tra immaginazione e realtà, quale l'aveva posto e risolto il Rinascimento. Quindi questa definizione è completamente, difatti, debitrice a Dvořák. Ma Palluchini poi prosegue elencando i nuovi interessi che ruotano intorno al concetto di manierismo e lì si ispira piuttosto a Giuliano Briganti e al suo lavoro su Pellegrino Tibaldi.
In particolare sottolinea ancora una volta il predominante intellettualismo incarnato in un bagaglio di convenzioni linguistiche come la forma serpentina, in contrapposti la tendenza all'invenzione nella quale si sbizzarriva una fantasia più astratta e concettuale. Si ha l'impressione che Palluchini stia in realtà mescolando concezioni molto diverse tra loro, senza dar loro una vera priorità. D'altra parte, in conformità con Briganti, concepisce il manierismo, e questo sarà una delle grandi rotture con quello che si dirà dopo, concepisce il manierismo come un fenomeno continuo che attraversa tutto il Cinquecento, senza soluzioni di continuità. Dalla reazione anticlassica scoppiata in Toscana nel secondo decennio del Cinquecento con Rosso e Pontormo, e da quello che chiama il manierismo emiliano, che secondo lui raggruppa Correggio, Parmigianino, Primaticcio e Niccolò dell'Abate, fino al manierismo romano nato verso la metà del quarto decennio, Daniele da Volterra, Jacopino del Conte, Francesco Salviati e Giorgio Vasari. Questa confusione prosegue anche negli altri capitoli, dove si passa dalla crisi manieristica nell'opera di Tiziano, come vedete, e in Pordenone. Poi si va alla crisi manieristica nel Bordone, in Bonifacio e nello Schiavone. Si continua con la cultura manieristica a Venezia, Schermaglie critiche, cioè la letteratura artistica. Si va poi sulla scultura, poi si arriva al viaggio di Francesco Salviati a Venezia, poi sul problema dei rapporti di Tintoretto con i manieristi romani, Jacopino del Conte e Daniele da Volterra, poi il viaggio di Vasari a Venezia, poi il problema di Giuseppe Salviati, la diffusione del gusto manieristico a Venezia, la questione delle stampe, il manierismo di Jacopo, e poi 4 piccole monografie, il manierismo di Jacopo Bassano, il manierismo di Paolo Veronese, la formazione manieristica del Greco, un'epigonia del manierismo veneto, Pietro de Marescalchi. Si ha l'impressione veramente di una sorta di appiattimento generale, la cui idea dominante è che la tradizione conformista di Venezia dovesse essere rinnovata dall'esterno. Difatti, quali sono i punti in comune che si possono stabilire tra Bonifacio e Pordenone, tra Giuseppe Salviati e Giovanni De Mio, tra Giovanni De Mio e Polidoro da Lanciano, tra Jacopo Bassano e Veronese, se non qualche riferimento comune a Michelangelo o a Giulio Romano? E vi faccio vedere il seguito delle illustrazioni del volume di Palluchini, che vi fa vedere un po' l'eterogeneità di tutti questi pittori. Questo è naturalmente il sacrificio di Isacco di Tiziano, poi si arriva a Pordenone, come ho detto, poi Paris-Bordone, poi Bonifacio, e anche lì il rapporto è un po' debole, con Schiavone, ecco Giuseppe Salviati, adesso Bassano, Pietro de Mariscalchi, Veronese, e poi Greco, di nuovo Pietro de Mariscalchi, e questa illustrazione che mette a paragone la discesa dello Spirito Santo di Polidoro Lanciano con il martirio di San Lorenzo di Giovanni De Mio, che mi paiono opere molto diverse e stili anche molto diversi tra loro. Quindi vedete che tutto questo è un po' eterogeneo, e secondo Palluchini tutto questo dimostrerebbe che il dinamismo del gusto manieristico, lo cito, fa crollare in Tiziano l'ideale di una forma chiusa rinascimentale, lo pone dinanzi ad un problema nuovo che verrà risolto e superato in una ricerca di colorismo più sciolto, senza implicazioni di carattere naturalistico, realizzato quindi su di un piano magico e suggestivo. Per quanto riguarda Pordenone,
L'arte del Pordenone rappresenta un'aspra polemica contro il tonalismo lagunare in nome di una forma plastica svolta con enfasi quasi barocca. Invece Bonifacio intende risolvere il colorismo neobizantino mediante elementi di cultura manieristica in un'organicità sintattica di nessi compositivi atti a sviluppare nuclei di narrazione. Quindi vedete che questi punti di vista, ancora una volta, sono abbastanza diversi e tutto questo si può riassumere in questa tesi, cioè che il manierismo era l'elemento linguistico che aveva indirizzato su un piano più fantastico e visionario quella tendenza ad una rigogliosa aderenza al reale, sentito come impulso vitale insita nella tradizione, nell'anima e nella cultura veneta del Cinquecento, impedendo che scadesse in mero naturalismo. Ecco un po' il punto di vista di Paluchini ed è comprensibile che questo approccio sia stato contestato molto presto. Emerge quindi un'altra doxa opposta, secondo la quale a Venezia non esisteva il manierismo. Questo era già evidente nel molto influente piccolo volume di Roberto Longhi, uscito credo nel 1948, Il viatico per 5 secoli di pittura veneziana. Lì si trovano delle frasi molto polemiche, anche se il volume è comparso prima della giovinezza del Tintoretto, ma già si sentiva che queste discussioni erano in atto tra gli storici italiani, perché Longhi scrive: così, quando sento parlare di Tintoretto manierista, mi viene voglia di rispondere, magari, perché penso al Rosso, al Pontormo, al Beccafumi, al Parmigianino, all'individuarsi della loro disperatissima maniera, in confronto alla genericità del Tintoretto pratico del manierismo, genio soffocato dalla facilità. Sapete che difatti Longhi odiava Tintoretto. La disinvoltura di Tintoretto, la sua mancanza di meditazione morale si oppone alla disperata eccentricità dell'autentico manierismo. Longhi sfida così radicalmente le concessioni di Dvořák, perché Dvořák aveva al contrario elogiato l'eccentricità di Tintoretto. Più avanti attacca esplicitamente Dvořák, che chiama il mago della scuola di Vienna, che non cita nemmeno Veronese perché non è un manierista. Ecco il passaggio. Manierismo. Lo stesso comodo schema mentale che serviva ai monatti tedeschi della storia dell'arte per buttare sulla carretta il corpo serpentinato del Tintoretto si è provato a bussare anche alla porta del Veronese. Ma il Veronese era fuori. Ed ecco il monatto più intelligente a cancellarlo senz'altro dalle liste con la notazione non importante per lo sviluppo. Longhi non nega del tutto l'influenza del manierismo su Veronese, poiché questo stile appariva al pittore, cito ancora Longhi, come un costume naturale all'epoca, come un mondo moderno che occorreva rappresentare. Ma Veronese l'aveva sciolto questo mondo in una universale armonia, di nuovo calma e assoluta come in Tiziano, nell'Ariosto e ora nell'amico Palladio. Allo stesso modo, Giuliano Briganti, che ho già evocato, nella sua maniera italiana, affermava che per i primi 30 anni del secolo Venezia era rimasta del tutto indifferente al manierismo. Come indicava l'intera tradizione storiografica, Michelangelo e Tiziano, cito Briganti, impersonano due mondi figurativi diversi. Certo, Briganti ammette che Venezia non fu totalmente estranea a questa tendenza, ma secondo lui Tintoretto non fu mai toccato, lo cito, dal dramma più intimo, dalla esasperazione lucida, dalla sottile implicazione intellettuale della maniera, come non lo fu il Veronese. Il cosiddetto manierismo veneziano, secondo Briganti, si limiterebbe all'accettazione di moduli formali provenienti da Firenze, Roma o Parma
e lo cito ancora, calati in un mondo diverso di tonalità sentimentale, di sostanza morale e conoscitiva. Il manierismo, conclude Briganti, non trovo mai a Venezia manifestazioni native e originali. E la pittura della città si differenziò sempre sostanzialmente dal manierismo fiorentino, romano e parmigiano. Ma la critica più radicale alle posizioni di Dvořák si trova in realtà nel piccolo libro stimolante e allo stesso tempo influente che avete probabilmente letto tutti, Mannerism, di John Sherman. Sherman in particolare critica radicalmente l'idea fondamentale di Dvořák, ma anche quella di Palluchini, l'idea che il manierismo deve essere visto come una crisi. Per lui il manierismo non è più l'espressione eminentemente individuale, l'arte visionaria che Dvořák aveva esaltato. Sherman cerca di uscire dalle contraddizioni e dai significati profondamente diversi che si erano dati a quella corrente artistica. Secondo lui, per rovesciare la cattiva reputazione della quale soffriva il manierismo durante una gran parte dell'Ottocento, Dvořák l'aveva dotato di qualità specifiche del nostro tempo. Ecco il passaggio, mannerism, quindi traduco, il manierismo è stato dotato, come ho detto, di qualità specifiche del nostro tempo, le virtù di aggressione, di ansietà, si dice così, e di instabilità. Sherman vuole quindi restituire al termine stesso di manierismo una sorta di legittimazione storica, e sapete bene la sua problematica, partendo dal significato che la parola maniera aveva nel Cinquecento. Il termine, conclude, non deve essere caratterizzato da qualità che gli sono nemiche, e che erano appunto le qualità che gli prestava Dvořák, come la tensione, la brutalità, la violenza e l'aperta passione. Al contrario, implica l'equilibrio. Il manierismo produce solo opere raffinate, rarefatte e idealizzate, piante di serra coltivate con grande cura. Il manierismo dovrebbe per tradizione parlare un linguaggio di eloquenza, di bellezza articolata, non un linguaggio di incoerenza, minaccia e disperazione. E questo bel testo si conclude con la famosa definizione, anche questa la conoscete tutti, il manierismo è in poche parole uno stile stilizzato, a stylish style. Questa concezione, vedete, si oppone ovviamente all'espressività oltraggiosa e all'immaginazione sfrenata celebrate da Dvořák. Questo spiega anche perché Sherman esclude chiaramente Venezia dal campo del manierismo. Venezia difatti va vista come un centro di resistenza a quel grande movimento, come lo era stata Parma prima della morte del Correggio. La personalità dominante di Tiziano fece sì che l'arte veneziana si dedicò principalmente, e traduco il passaggio che avete sotto gli occhi, a proseguire l'esplorazione dell'aspetto espressivo e naturalistico dell'arte rinascimentale in una direzione che conduceva più direttamente ad un artista come Rubens piuttosto che al manierismo. E c'è di nuovo questa nozione che abbiamo visto passare con Tizze del pre-barocco, sul quale torneremo dopo. Tintoretto, per quanto c'era stata attorno al 1540 un'invasione proveniente dall'Italia centrale guidata da Francesco Salviati, e Tiziano aveva sperimentato con le forme manieriste in quegli anni, ma in un modo inconcludente, e l'effetto del viaggio di Salviati non fu duraturo, con l'eccezione forse di Andrea Schiavoni. Tintoretto, per quanto lo riguarda e per quello che dice Sherman, è stato
spesso, e traduco lì anche il passaggio che avete sotto gli occhi, è stato spesso descritto come un manierista, ma si può dubitare che i suoi obiettivi e i suoi ideali possano essere interpretati in questo modo. Nonostante la ricerca di eleganza nelle proporzioni e nelle pose delle sue figure, nonostante una certa astrazione, sometimes a little abstracted, il suo lavoro non è mai levigato, but it is never polished, ed è sempre animato da un'energia che non ha nulla a che vedere con i grandi esponenti del manierismo. But it is never polished and always fired with a disqualifying energy. La prospettiva di Dvořák, ancora una volta, è completamente rovesciata. La singolarità delle visioni di Tintoretto, la sua violenza espressiva, che lo rendevano per Dvořák l'incarnazione del manierismo, sono proprio le caratteristiche che lo escludono da questo movimento per Sherman. È quindi più facile capire perché Vasari, i cui ideali sono pienamente in linea con il modello di manierismo descritto da Sherman, condanni violentemente la stravaganza di Tintoretto. Le definizioni che Sherman dà del manierismo sono senza dubbio molto più in sintonia con i discorsi estetici e il contesto culturale della seconda metà del Cinquecento rispetto a quelle di Dvořák e Paluchini. Queste concezioni hanno trovato anche in parte il loro prolungamento in un'altra opera di successo pubblicato nel 1993, La bella maniera di Antonio Pinelli. Per Pinelli, come per Sherman, il manierismo corrisponde piuttosto alla sterminata produzione, cito Pinelli, a volte contorta, a volte sontuosamente decorativa, ma sempre priva di reale dimensione drammatica, della generazione di Giorgio Vasari e di quelle che lo hanno immediatamente seguito. Come vedete, il baricentro di questa tendenza, quello che Pinelli chiama la bella maniera, si è quindi spostato radicalmente verso gli anni 1550. I primi decenni del secolo, quelli che erano parte della definizione del manierismo fino a Sherman e fino a Pinelli, i primi decenni del secolo invece vedono, secondo Pinelli, tutta una serie di manifestazioni espressioniste stravaganti che Pinelli raggruppa sotto l'etichetta di anticlassicismo. Secondo lui, nessuna regione fu risparmiata da questo movimento, da questa insurrezione, per usare il suo vocabolario. Già Longhi evocava l'ideale grottesco che un gruppo di pittori dell'Italia settentrionale avrebbe perseguito in parallelo alle ricerche che alcuni fiorentini stavano compiendo nello stesso periodo. Al nord si tratterebbe di una sorta di reazione contro il classicismo cromatico di Giorgione e Tiziano, mentre a Firenze sarebbe una sorta di sfida all'equilibrio raggiunto da Fra Bartolomeo e Andrea del Sarto. Il punto in comune di tutte queste sperimentazioni sarebbe dunque l'espressione di un'avversione o almeno di un'insoddisfazione nei confronti della linea egemonica dell'ambiente artistico circostante. Questo espressionismo anticlassico riunirebbe Berrughete, Lorenzo Lotto, Rosso e Amico Aspertini. Si esprimerebbe tanto nella malinconia sognante dei ritratti di Pontormo, quanto nelle pose azzardate e nelle torsioni violente di Pordenone. La differenziazione tra anticlassicismo, quindi i primi decenni del Cinquecento, e manierismo dopo il 1540 è ovviamente preziosa. In particolare rompe la linearità del panorama tracciato da Palluchini. L'inquadramento del Pordenone tra i manieristi è ovviamente, secondo me, poco significativa e la sua opera può essere meglio compresa collegandola, come fa Pinelli, ad altre esperienze coeve come quelle di Altobello Melone o di Romanino in particolare, che, come Pordenone, lavorarono nel Duomo di Cremona.
La storiografia recente ha seguito questa via e ha cercato di definire meglio questo anticlassicismo mettendolo in relazione con la produzione letteraria del periodo, e ricordo per esempio i bei articoli e il libro che Nova ha dedicato a Girolamo Romagnino, cercando di paragonare la sua produzione con le sperimentazioni parodiche di Teofilo Folengo. Tuttavia anche questa categoria, l'anticlassicismo, è alquanto eterogenea, bisogna riconoscerlo. La stranezza, il carattere insurrezionale o sovversivo delle loro opere permettono veramente di accomunare artisti così diversi tra loro come Pordenone e Pontormo, Lotto e Rosso? Questa è una domanda aperta. Ma d'altra parte, la riduzione del manierismo iuxta propria principia, per usare i termini di Pinelli che vengono da Sherman, mi sembra dare indiscutibilmente maggiore coerenza storica a questo concetto. Tuttavia, la nuova definizione del termine sembra escludere tutti gli artisti veneziani della seconda metà del secolo. In un modo ancora più radicale che Sherman, Pinelli nel suo libro non nomina né Tintoretto, né Veronese, né Andrea Schiavone, né Jacopo Bassano. La questione del manierismo veneziano sembra quindi definitivamente risolta. Tutti gli esempi scelti da Pinelli sono tratti dall'arte fiorentina, che naturalmente gioca un ruolo dominante, dall'arte romana o da Praga. In realtà, se si guarda bene quel libro, le cose sono un po' più complicate, in quanto sempre nel suo libro Pinelli cita la letteratura veneziana, con Pietro Bembo e l'Aretino, che fornisce molti equivalenti alle sperimentazioni dei pittori dell'epoca. D'altra parte, pur non citando direttamente nessun artista veneziano, in un passaggio tra parentesi della sua analisi del dialogo della pittura di Lodovico Dolce, Pinelli riconosce di sfuggita che la maniera penetrò profondamente nel Veneto. Ma con questo nuovo approccio al concetto di manierismo, la pittura veneziana ha ovviamente perso il posto che la storiografia della prima metà del Novecento le aveva riservato nella storia del manierismo. Certo, non bisogna semplificare ad oltranza. Anche Sherman, d'altronde, riconosce che la resistenza di Venezia al manierismo non deve essere troppo semplificata per produrre una specie di conflitto tra realtà irreconciliabili. Sembra che non c'erano tendenze nel Cinquecento, nell'arte del Cinquecento, che non potessero essere combinate con un'armonia completa, e questo interscambio può essere constatato in diversi punti. Per Sherman, in certi centri artistici come Ferrara o Bassano, che si trovavano all'incrocio tra il manierismo romano o emiliano e lo stile veneziano, certi artisti potevano, dice Sherman, vacillare senza segni di malessere. E naturalmente pensa a Jacopo Bassano. D'altra parte, vari aspetti dell'arte veneziana della seconda metà del Cinquecento si possono senz'altro analizzare anche usando, come lo fa Sherman, delle categorie estetiche essenziali per gli artisti e i letterati dell'epoca della maniera. Così un altro grande storico dell'arte, Robert Klein, indicava il modo con il quale Tintoretto spostava il punto di fuga per fare dalla costruzione prospettica una specie di contrappunto della composizione delle figure, come un esempio dell'ostentazione dell'arbitrario artistico che era, secondo lui, parte inerente dello stylish style. Difatti si possono trovare equivalenti a questo uso spettacolare della prospettiva nella pittura romana contemporanea, come tra tanti esempi l'Ecce Homo di Taddeo Zuccaro alla Cappella Mattei, con questa scelta di rilegare, se posso dire così, il Cristo in fondo alla prospettiva.
Lo stesso si può dire in un certo modo della rapidità d'esecuzione di Tintoretto e del suo tocco pittorico, che si può leggere come una dimostrazione di virtuosismo, anche se la sua prestezza gli era riprovata da molti dei suoi contemporanei. Sarebbe assurdo d'altronde negare l'importanza di Parmigianino per tanti artisti veneziani a partire dagli anni 30 o 40, ma anche il ruolo dei viaggi di Francesco Salviati e di Giorgio Vasari a Venezia, anche se questo ruolo è stato forse a volte un po' sopravvalutato. Per quanto riguarda la fine del secolo, ci sono ovviamente tanti punti in comune tra la pittura veneziana, Tintoretto, ma anche Paolo Fiammingo, e quello che viene chiamato il manierismo rodolfino, il manierismo della corte di Ridolfo II a Praga, con le opere di Spranger o Hans von Aachen. E vi faccio vedere qui un quadro celeberrimo di Paolo Fiammingo che si può paragonare con questo quadro di Hans von Aachen. Ma le concezioni di Sherman e Pinelli sembrano effettivamente costituire un quadro storiografico solido, perché sono molto più in sintonia con le categorie estetiche del Cinquecento rispetto alla visione di Dvořák. Ci permettono di capire come i veneziani si differenziassero del manierismo e perché, di conseguenza, Vasari giudicasse così duramente Andrea Schiavone e Tintoretto. Ancora una volta, se questi due artisti avessero avuto le stesse aspirazioni dei loro contemporanei a Firenze e a Roma, non si spiegherebbe perché Vasari, in passaggi molto famosi, avrebbe detto a proposito del Tintoretto che egli, vi leggo la conclusione di questo famoso passaggio, che Tintoretto avrebbe voluto mostrare che quest'arte, la pittura, è una baia, e avrebbe scritto anche a proposito di Schiavone che è stato similmente a dimostri buon pittore in quella città, Andrea Schiavone, dico buono perché ha pur fatto talvolta, è molto famoso, per disgrazia, alcuna buona opera. Quindi se veramente condivideva gli stessi ideali si spiegherebbe male questi accenni molto critici, come vedete. Le concezioni di Sherman e Pinelli spiegano anche perché i pittori italiani si sono rivolti verso Venezia quando tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento si schierarono precisamente contro la maniera. D'altra parte, presentando un Tintoretto come un artista eccentrico e visionario come fa Dvořák, si insiste troppo, secondo me, sulla sua stranezza. Lo si rende, per così dire, una figura isolata e si dimentica così che il suo linguaggio ha rappresentato in realtà per molti artisti come Rubens, Caravaggio o Domenico Fetti un'alternativa al manierismo fiorentino o romano. Basta pensare in proposito alle famose apostille di Annibale Carracci alle vite del Vasari, anche lì sono testi molto famosi, e alla loro difesa appassionata della pittura veneziana di Veronese, questo Paolino, e questo è un passaggio anche molto famoso, il quale ho io conosciuto e visto le belle opere sue, era degno che si scrivesse delle sue lodi un gran volume, essendo che le sue pitture, eccetera, ma anche di Tintoretto, ma che, dirò io, non avendo loco di quest'ignorante e invidioso, scusate l'errore, invidioso di Giorgio, poiché così come di Paolo Veronese se la passa anche scrivendo solo 4 parole dell'eccellentissimo Jacopo Tintoretto, pittore veramente degno che da più celebri scrittori sia fatta menzione delle stupendissime opere sue. E poi nella vita di Tiziano questo elogio di tutta la pittura veneziana, appunto, o sentite il maligno, cioè Vasari, dice che i concorrenti di Tiziano non sono stati di valore e furono Giorgione, il Pordenone, il Tintoretto, Iseppo Salviati, Paolino da Verona e il Palma Vecchio, che tutti questi furono pittori di grande importanza, ma con tutto ciò li superò Tiziano. Ma se avesse avuto a concorrere con i Ghirlandai, Bronzini, Lippi, Soggi, Lappoli, Genga, Bugiardini ed altri suoi fiorentini di nome oscuro come d'opere,
poteva facilmente superarli indipingendo coi piedi, levando però il Divin Michelangelo e Andrea del Sarto. Vedete chiaramente che qui la pittura veneziana viene usata contro il manierismo, è una cosa chiarissima. D'altra parte si conosce l'importanza di Tintoretto per tutta la rivoluzione caracesca e posso anche naturalmente menzionare le diverse stampe che Agostino Caracci dedica a varie opere di Tintoretto, come quella dal famoso San Girolamo della scuola di San Fantino. Quindi in generale la scuola veneziana giocò un ruolo centrale in tutto l'antivasarismo della fine del Cinquecento e dell'inizio del Sei, quindi in tutto l'antimanierismo della fine del Cinquecento e dell'inizio del Sei. Sidney Friedberg mi sembra abbia fatto un'analisi precisa delle contrapposizioni tra Venezia e Firenze a questo proposito e a proposito appunto della diversità tra la visione di Tintoretto e quella del manierismo. Traduco questo passaggio tratto dal suo libro sulla pittura italiana tra il 5 e l'inizio del Seicento. L'affermazione di uno spazio attivo e la distribuzione delle figure nella profondità pittorica creata dal dipinto differenziano anche l'arte di Tintoretto dalla consueta estetica del manierismo dell'Italia centrale. Abbiamo visto che lo schema ritmico continuo della pittura manierista tende a rimanere vicino alla superficie del dipinto e che le interruzioni della sua continuità possono essere vissute come rotture. Tintoretto libera il disegno manierista dalla superficie, tesse le sue sinuosità attraverso le forme che ha disposto nello spazio. He threads its sinuosities through the forms he has disposed in space. E cita in proposito naturalmente uno dei primi grandi capolavori di Tintoretto, la lavanda dei piedi del Prado. Contrariamente alla confusione, credo, indotta dalla nozione di manierismo veneziano, tali analisi formali definiscono ciò che costituisce la specificità di gran parte del linguaggio pittorico veneziano del Cinquecento rispetto alle altre concorrenti contemporanee e dimostra che esso si costituiva effettivamente in larga misura come una grammatica figurativa alternativa rispetto ai modelli della bella maniera. Da questo punto di vista, l'opposizione, la vecchia opposizione tra Venezia e Roma, un altro luogo comune della storiografia, ma di più lunga durata, se posso dire, è una chiave che mi pare storicamente più pertinente dell'appiattimento di queste differenze indotto dal concetto di manierismo veneziano. Non vorrei, per andare oltre il concetto di manierismo, introdurre categorie ancora più discutibili, come quella di pre-barocco alla quale ricorreva, come abbiamo visto, Hans Titze. Ma mi perdonerete, sono vecchio stile, se rimango attaccato alle analisi formaliste e in particolare se sono ancora un incorriggibile wolfliniano. In questa ottica mi pare ancora una volta che il linguaggio dei pittori veneziani, di Tintoretto in particolare, ma anche di Tiziano e degli altri grandi protagonisti del Cinquecento, instauri un modello radicalmente nuovo e alternativo alla tradizione manierista. E in questo senso le categorie di Wölflin mi paiono ancora oggi una chiave per analizzare questo mondo figurativo al quale si riferirono tutti i pittori dell'era barocca. La costruzione dello spazio in profondità non è, nell'arte del Tintoretto, una mera dimostrazione di virtuosità come lo è nell'affresco di Taddeo Zuccari della Cappella Mattei che vi ho fatto vedere. È veramente un nuovo modo di concepire l'unità figurativa, di costruire l'azione e la coerenza dell'immagine, che sarà, come l'ha dimostrato Wölflin, una lezione fondamentale per il barocco. Wölflin aveva scritto lui stesso che a Venezia
il Tintoretto contribuì in un modo potente alla distruzione dell'ideale della pittura costruita su piani distinti tra loro. Si possono fare le stesse osservazioni per quanto riguarda l'asimmetria di tante composizioni veneziane, quelle del Tintoretto, ma prima di lui quelle di Tiziano, con l'esempio famoso della pala Pesaro, ripreso poi da Veronese. Vi faccio vedere naturalmente il matrimonio mistico di Santa Caterina, che costituisce ovviamente un modello fondamentale per la pala barocca, in particolare cominciando con Annibale Carracci. Vi faccio vedere qui la pala di Dresda, oggi a Dresda. Wölfflin cita ancora Tintoretto come protagonista per un'altra delle sue antitesi, quella tra l'unità fondata sulla molteplicità delle sue parti, caratteristica della forma classica, quindi che costituisce l'unità a partire da elementi discreti tra di loro, e l'unità fondata sulla subordinazione delle parti al tutto, che è propria della forma barocca. E vi leggo un altro passaggio di Wölfflin in proposito: ma Tintoretto e Greco si sono posti questo problema con una vera passione, cioè il problema dell'unità, e sono riusciti a far uscire l'unità suprema dell'immagine dall'annientamento di ogni elemento particolare. E questo è veramente un criterio assoluto fra parte di queste coppie antitetiche che costituiscono naturalmente la dottrina di Wölfflin per definire il barocco. Ma più generalmente sono una buona parte delle opposizioni wölffliniane che si possono riprendere per contraddistinguere i veneziani dai loro contemporanei d'Italia centrale. Ovviamente l'opposizione tra il lineare e il pittorico, non ne ho bisogno di insistere, ma anche quella tra la chiarezza e l'oscurità, con il ruolo del chiaroscuro che anche è un altro elemento fondamentale della nuova grammatica inventata da Tintoretto, che gli permette di definire ancora una volta un nuovo modo per unificare l'immagine. Cito ancora Wölfflin. Nella sua Deplorazione, uno dei suoi quadri più potenti, là dove si cercava di portare ogni forma ad un punto di chiarezza equivalente, Tintoretto toglie, rende tutto impreciso, stende un'ombra sul viso di Cristo a dispetto di ogni supporto plastico, ma lascia illuminata una parte del fronte e della parte inferiore del viso. Ecco il quadro naturalmente famosissimo dell'Accademia, e vedete difatti questo trattamento del chiaroscuro che non ha più niente a che vedere con la forma, con quello che Wölfflin chiama la forma classica. Insomma, secondo Wölfflin, parlando della presentazione della Madonna, della Vergine, oggi la Madonna dell'Orto, nessuno più che Tintoretto ha rotto con le esigenze dell'arte classica, e questo su quasi tutti i punti. Naturalmente, come sempre, le cose sono complesse. Come lo dimostra l'argomento di questo seminario, il problema dei contatti tra l'arte veneziana e la maniera o le maniere rimane d'attualità. Ho evocato all'inizio la monografia di Tom Nichols, ma avrei potuto citare anche quella del mio collega e amico Guillaume Casgrain, dove la parola maniera, su Tintoretto sempre, dove la parola maniera torna anche molto spesso. Il problema è stato anche esplorato con nuove prospettive, indagando in particolare i rapporti tra l'arte di Tintoretto e quello dei poligrafi del suo tempo, Doni l'Aretino, per riflettere in un modo nuovo sulla questione della rapidità d'esecuzione e della prestezza del pittore. Sul piano dei fatti, credo che ci sono ancora aspetti delle relazioni tra Roma e Venezia durante gli anni 50-40 che rimangono da esplorare.
Penso in particolare alla questione delle relazioni tra Tintoretto e Daniele da Volterra, che era già stato posto giustamente da Rodolfo Pallucchini, e vi faccio vedere il paragone molto interessante e giusto che Pallucchini fa tra la deposizione di Daniele da Volterra a la Trinità dei Monti e la deposizione che stava di Tintoretto che stava a San Francesco della Vigna, dove si vede chiaramente in un modo ovvio che Tintoretto aveva visto, non si sa come, ma aveva visto il modello di Daniele Volterra. Sapete che ci sono stati anche altri paragoni che sono stati fatti in proposito e credo che è ancora un problema da chiarire. Ma ancora una volta rimango convinto che l'operazione realizzata da Sherman e da Pinelli per chiarire il concetto di manierismo partendo dall'analisi filologico della parola maniera sia stata molto utile. Di conseguenza, se identifichiamo, come lo fanno loro, il manierismo con la bella maniera, cioè tutto questo circolo di artisti che lavora a Roma a partire dagli anni 40, l'inserimento dei pittori veneziani in questo contesto diventa molto più problematico. Ma questo permette anche di mettere in rilievo il ruolo effettivo che questi pittori giocarono nella storia della pittura italiana, in quanto furono di fatti visti, come abbiamo letto, dai Carracci, da Caravaggio e da tutti i pittori che vollero rinnovare la pittura della fine del Cinquecento come un'alternativa al manierismo. Grazie. Grazie per questo percorso a ritroso e che però ci obbliga anche ad andare avanti, mi pare, nel senso che abbiamo certamente a questo punto contezza di un problema che forse andrà in qualche modo ripreso in mano e con cui ovviamente attraverso la ricerca speriamo innanzitutto ci si possa confrontare e mi viene da aggiungere a quello che tu hai ricostruito molto bene che innanzitutto la questione è di quale maniera si sta parlando, perché insomma è il punto di partenza poi di tutta una serie di altri ragionamenti. E la scelta al plurale nel titolo del nostro seminario da questo punto di vista ha un posizionamento, possiamo quasi dire già abbastanza chiaro, di apertura, di ricerca di una eventuale strada alternativa che appunto con tutto questo grandissimo bagaglio di straordinari studiosi e la chiusura su Wölfflin mi è piaciuta moltissimo, con cui appunto siamo obbligati chiaramente a confrontarci. Io vorrei lasciare la parola al pubblico che sono sicura avrà molte domande. Qui c'è un microfono che naturalmente faremo girare e naturalmente anche chi è collegato perché è troppo lontano per raggiungerci fisicamente può scrivere la propria domanda in chat o se vuole anche prendere la parola ovviamente anche al pubblico a casa. Allora, mi sento obbligata in un certo senso a rompere il ghiaccio, a intervenire. Ringrazio Michel per questo bellissimo intervento, molto stimolante, che però lascia molti problemi in sospeso.
Allora, io sono, si può dire, sono manieristica per nascita. Sono cresciuta a pane e manierismo. Perché come allieva di Palluchini, ovviamente, tu non hai citato il testo che lui aveva sul comodino, dicevamo noi ridendo, che era lo Hauser. Un incubo. Sì. Perché così Palluchini, lo posso dire, conoscendolo bene ovviamente, era un grande conoscitore, ma difettava dal punto di vista della critica, del concettualismo. Non era un pragmatico, era un uomo che appunto entrava nei quadri fisicamente, ma si faceva influenzare, appunto, era il momento, perché anche il suo collega Bettini, che era invece più concettuale, erano entrambi innamorati della scuola di Vienna, proprio una scuffiata potente. E quando è finito la scuola di Vienna è cominciato Hauser e eravamo così arresi. Ho collaborato con lui per la mostra da Tiziano al Greco e quindi so il perché delle scelte. E in fondo lui identificava degli elementi poi che sono degli elementi di grammatica linguistica, perché i concetti di crisi, sì, li ripeteva un po' per sentito dire, ma lui era più affascinato dagli stilemi. Allora, cosa si può dire? Io poi ho fatto molta fatica a liberarmi, perché trovo del manierismo. E non mi ha convinto il libro di Pinelli, devo dire, perché in fondo è ambiguo. Cioè fino a un certo punto gli va bene una cosa e poi però fra le righe ti fa rientrare cose che ha escluso. Mi era piaciuto moltissimo Sherman, perché proprio lo stylish style, fissa una data, la scultura di Michelangelo, tutto parte da lì. E così ha dato una botta però a tutti quelli che vedevano Pontormo Rosso come manieristi. Ecco. Quindi anche nel campo toscano non è tutto chiaro tuttora. Poi Friedberg l'ho trovato catalogatorio, in modo forse un po' ossessivo. Adesso cosa facciamo? Questa credo sia la grande domanda. Tu sei, in te si sente, come molti di noi, la passione per la scuola veneta, per la pittura veneta, per salvaguardarla appunto da attacchi o da diminuzione. Quindi cos'è che accomuna? Cosa facciamo? Liberiamoci delle etichette. È la cosa migliore, cioè analizziamo le opere per quello che sono, in rapporto al contesto in cui nascono, in rapporto una con l'altra, ma appunto tenderei a, casomai sì, maniera, sì, arriviamo al maniera, ma lasciamo perdere il manierismo. Grazie Stefania. Sono d'accordo che di fatti, come l'ho detto, in tante altre discipline umanistiche queste domande non si pongono nemmeno, cioè almeno in Francia, non so da voi, ma in Francia nessuno storico della letteratura si pone il problema di definire cos'è un poema manierista, se c'è un poema manierista o se non lo è, cioè sono domande impertinenti. Quindi c'è di fatti questa soluzione, però rimango welfliniano e credo che bisogna capire che di fatti, almeno storicamente, la pittura veneziana ha avuto questo ruolo di fondare una nuova grammatica, è apparsa come una nuova grammatica, in particolare Tintoretto per tanti pittori della fine del Cinque, e questo mi sembra una cosa da vedere, insomma.
Non ci credo. Ok. Grazie Michelle, è stata una bellissima panoramica. In realtà non volevo parlare, però va bene il silenzio. Volevo accodarmi a Stefania. Io concordo sul fatto che queste categorie non servono praticamente a nulla ormai. Una piccola precisazione che mi piacerebbe fare riguarda l'indagine del termine maniera, perché la cosa buona del libro di Sherman, che io non amo molto personalmente, è proprio il fatto che si attacca al termine, però il problema è che non lo capisce, secondo me, perché dà una dimensione univoca di un termine che è neutro, come ben sappiamo, che finché non viene associato a un aggettivo nel Cinquecento non vuol dire nulla, cioè non esiste la maniera. Quindi questo è un po' l'errore del libro di Sherman, però quello che volevo dire è che da Sherman e Pinelli in poi comunque ci sono state anche altre cose. Ecco, il dibattito è vero che è scemato ormai negli ultimi anni, ma è scemato perché si è arrivati a una conclusione intrinseca, cioè parlare di manierismo non porta a nulla. Però non è arrivato nessuno che lo abbia detto con un volume che dica chiaramente. Quindi in realtà concordo anche su questo con Stefania, il fatto che è il termine maniera che dovrebbe essere il punto di riferimento, ecco, però su quello io personalmente, poi naturalmente parlerò fra 3 settimane, quindi non è che sto a dire adesso le cose che dirò fra 3 settimane, però ci sono stati degli studi sul termine maniera che hanno portato molto distante da Sherman, in qualche modo contraddicendolo anche, perché la maniera non è una forma di stilizzazione o dunque in italiano stilizzazione è un'altra cosa, vabbè, quello che intende lui comunque è lo stylish style, no? Quindi ci sono stati per esempio gli studi di Somme sul termine maniera, Summers che aveva scritto sulla figura serpentinata, negando che nasce con Michelangelo, cioè dimostrando che non nasce con Michelangelo. E in più l'altra cosa buona di Sherman è naturalmente che ristabilisce il contatto fra, e questo non lo fa Pinelli invece, fra il Cinquecento avanzato e il cosiddetto High Renaissance, no? Quindi con l'inizio, col Rinascimento, col classicismo, dove invece la maniera è un'evoluzione di quel linguaggio e appunto Summers lo ha dimostrato bene, cioè anche la figura serpentinata è un'estensione della scultura classica, dove però ci si sposta dal classicismo più all'ellenismo, se vogliamo, ecco. Laocoonte è un esempio. Pinelli invece parla ancora di anticlassicismo, insomma, quindi, però ecco, poi ci sono stati il libro di Robert Williams sulla Art Theory in Italy e così via, che è un libro poco conosciuto credo in Italia, temo, che e non solo, in realtà è molto poco conosciuto in generale forse, però ritengo che sia il miglior libro in assoluto personalmente sulla teoria italiana e quindi sul termine maniera, e non parla mai una sola volta di manierismo e usa il termine maniera solo per descrivere di che cosa parlavano questi nei loro trattati. Poi naturalmente il problema che tu non hai, che hai lasciato in sospeso è quello di come si arriva da maniera a manierismo. Naturalmente e io concordo in pieno con te sul discorso del formalismo e bisogna tornare a quello e a quello che ha detto Stefania, cioè l'analisi specifica. Io non sono wolfliniano come te, ma sono formalista in quel senso, ma sono forse più steinbergiano, nel senso che mi interessa vedere come l'artista risolve dei problemi in un contesto spaziale specifico e vado nella tua stessa direzione in questo e credo che forse questa è un'occasione un po' per riportare dei discorsi che altrimenti sono stati un po' spenti. Ecco, l'attenzione era solo sul termine maniera, perché in realtà è complessissimo. Forse non so se su questo hai qualcosa da dire. Sì, no, hai ragione. Difatti hai fatto bene a ricordare tutti questi scritti sul problema. Dopo Sherman c'è anche una visione molto critica delle ipotesi e delle analisi di Sherman nel libro, nella tesi di Klein che è stata pubblicata di recente da Jeremy Köring,
No, naturalmente la sua visione forse è sbagliata dal termine, difatti non conviene rendere equivalente il termine maniera e manierismo, però trovo che lo stesso l'impostazione storica e la maniera nella quale, è il caso di dirlo, nella quale costituisce questa cronologia e questo gruppo di opere attorno a Vasari, eccetera, identificandolo come, tra virgolette, il vero manierismo, resta un'ipotesi molto, molto forte, molto coerente. Così. Grazie. Non so neanche se è il caso, diciamo, una volta mi interessavo di letteratura di più in gioventù e negli studi italiani invece il termine manierismo era dilagante anche negli studi letterari, con problemi diversi, perché poi se di fronte a un'immagine qualcosa torna, nell'altro campo era davvero un concetto che andava un po' da tutte le parti. No, un versante positivo dello spostamento da manierismo a maniera, quindi del saggio di Sherman, penso soprattutto, quindi l'ismo è negativo, il termine maniera è un termine estremamente diffuso, che vuol dire stile, e che si trova in quest'ambito cronologico, quindi il fatto che quest'ambito cronologico diffonda questo termine anche in scritture veneziane, penso, non so, al Calmo che parla di Tintoretto e quindi lì è una cosa puntuale, dà una direzione diversa. No, l'altra questione del libro di Sherman forse è che poi la parola maniera invade anche il campo del comportamento. Quindi c'è una stilizzazione del comportamento, da cui le belle maniere, e quindi che esista un complesso di osservazione dei procedimenti di stilizzazione che non sono investiti da crisi, ecco, questo è l'aspetto essenziale, non necessariamente, per carità, qualcuno può metterci questi aspetti, è un fatto caratterizzante. Un'altra etichetta esplosiva per gli studi letterari, che è un'altra cosa che poi ha a che fare con Longhi per maniera diversa, è quella di espressionismo, che è un'altra. Adesso io penso a Gianfranco Contini, alla quantità di carta e inchiostro, anche lì per una cosa che poi dovrebbe indicare qualcosa che porta a questi elementi di disturbo, di differenza, di crisi e quant'altro, e che poi forse rivai in questo calderone dello stile diverso, dell'attenzione di uno stile, che forse è quello quando si dice qualcosa di non naturale, che quello è molto discutibile, è perché è più stilizzato di una riproduzione. D'altra parte, se poi deve saltare la baracca, il concetto è quello di rinascimento. Che vuol dire rinascimento? Lì le cose sono ancora più complicate. Sì, so che ho detto una cosa molto banale e generica, ma grazie. Sì, sì. Altri interventi? Voglio parlare a nome dei giovani qua in sala, no scherzo, che invito a seguirmi. Sì, no, anch'io forse porto uno sguardo un po' esterno e quindi senz'altro la concettualizzazione mi sembra estremamente forte. Quindi io da storico invece porterei appunto forse in direzione più pallottiniana, se vogliamo, che a me, devo dire, quel saggio nel catalogo del manierismo, da completo, diciamo, da poco conoscitore della materia, non mi era dispiaciuto. E così, come visione generale della pittura veneziana, l'avevo anche utilizzato per un saggio mio. Due cose, questa estrema concettualizzazione mi sembra che poi, appunto, per venire a un
discorso esterno di tipo storico, schiacci un po' il problema, due problemi, il problema della cronologia, perché insomma prendiamo un non manierista come Tintoretto, però Tintoretto vive sostanzialmente tutto il Cinquecento, allora mettiamoci un pochino d'accordo, non voglio sempre tornare a delle cronizzazioni precise, però insomma fra gli anni 20 del Cinquecento e gli anni 90, fra il sacco di Roma e la pace di Vervins, mi sembra ci siano delle differenze anche proprio nell'evoluzione delle culture, nell'evoluzione della politica, della società, dei committenti, passiamo al passaggio fra riforma e controriforma, talmente tante cose che anche sul concetto di maniera io spingerei a guardare, se proprio vogliamo tenerlo ancora in piedi, anche a cercare di sfumarlo un po' a seconda dei diversi periodi, insomma, ecco cosa vuol dire maniera la prima metà del Cinquecento, ecco, di recuperare un po' l'aspetto cronologico, perché per me, se no, veramente ci perdiamo in un concettualismo fine a se stesso. E in questo senso a me non dispiace, perché non dispiace come momento fondamentale di riflessione e di rilancio di soluzioni, no? Come diceva von Albertini, parlando in particolare del pensiero politico di Francesco Guicciardini dopo la fine della Repubblica, no? Nell'esperienza dell'inizio del Ducato Mediceo. Ecco, i momenti di crisi sono però spesso i momenti di grande rilancio della cultura, delle arti, della storia, della politica, no? Come diceva von Albertini. Quindi anche questa idea di mantenere comunque in questo possibile stimolo di una crisi, non come crisi magari interna al discorso pittorico, ma come crisi esterna, no? Dalle guerre, insomma, la civiltà italiana, lo sappiamo tutti, insomma, fra le guerre d'Italia e almeno gli anni 60 e 500, se non altro per insomma, riforma e controriforma, diciamo, attraverso una crisi epocale, no? Una crisi del Rinascimento viene rivoluzionato, no? E difatti noi storici ne parleremo un po' in discussione finale, parliamo più di autunno del Rinascimento, no? Cercando di recuperare, no? Anche Brodel parlava addirittura del 600 come di un nuovo Rinascimento, ecco, no? Per ritornare al discorso di Pier Mario che cos'è il Rinascimento. Quindi anche il concetto di crisi, ma non riferito solo all'aspetto della storia dell'arte, ma in generale, io lo terrei crisi come stimolo alla ripartenza, al cambiamento, alla riflessione. Io un pochettino in genere cerco di mantenerlo, cioè se non altro come punto interrogativo. La crisi generale della società, della politica, eccetera, ha indotto dei cambiamenti o delle riflessioni, ritornare indietro, andare avanti, eccetera. Ecco. Queste sono due cose che mi venivano in mente. Sì, ma io sono un po' restio a questo concetto di crisi, francamente, in particolare per quanto riguarda Tintoretto. Crisi vuol dire che c'è un problema, mentre Tintoretto trova delle nuove soluzioni, non mi pare l'espressione di un impasse, di un qualcosa che non funziona, al contrario, trova dei nuovi modi di costruire la composizione, e in questo senso non vedo perché una crisi. Sì, ma non ho l'impressione che lui crea questo per superare una qualsiasi crisi, crea questo perché innova e crea un nuovo modo di concepire l'immagine, insomma, perché dobbiamo parlare di una crisi? Quando c'è una crisi le cose vanno male, non ho l'impressione che Tintoretto nasce perché le cose vanno male, al contrario, è un modo. Sì, certo, no, ma dal punto di vista storico lo capisco, però mi sembra che per quanto riguarda la pittura, l'espressione non mi pare molto adatta, insomma. Ciao Michel. Ciao. Mi sono perso l'inizio, proprio mi è sfuggito il tempo, e quindi però da quello che ho sentito mi pare che tutti questi termini e tutto questo dibattito sia
un ragionamento soprattutto ottocentesco che prende via nell'Ottocento, è l'Ottocento che fornisce il lessico, che conia i termini, che si pone il problema dello stile, che prima neanche esisteva, prima c'era il canone, o stavi vicino o stavi lontano, ma non c'era dignità. Ma fino alla metà dell'Ottocento gli stili vengono guardati con, pensiamo al barocco, io ho trovato documenti di oltre il 1850 in cui parlano del delirio dello spirito e anche con personalità di artisti. Tu hai fatto tante ricerche sul gusto, sul mercato. Allora, a me interessava, se lo sai, naturalmente, se sono già emerse degli elementi in questo senso. Esiste un'esperienza veneta che ha un mercato, per cui sì, c'è bisogno anche di qualche elemento di importazione, c'è anche molta esportazione, come sappiamo, di arte veneta, ma ci saranno probabilmente anche delle parole che indicano, per quanto volevo capire se c'è un lessico basso e un lessico precoce, quindi anche a prescindere dai termini vasariani e che poi riaffiorano ma anche scompaiono, si inabissano, il Settecento neanche ci pensa. Se ci sono invece dei termini nel collezionismo, nel mercato, nel gusto più generalmente, che cercano di inquadrare la fisionomia dell'arte veneta, distinguendola da quella, anche perché non c'è mica bisogno che tutti quanti siano uguali o che tutti si misurino al 1540 fra chi è manierista e chi non è manierista. Ma vuoi dire in quale periodo? Ma già nei decenni centrali, io direi dal 1535-37 in avanti, se succede qualche cosa nel mercato veneziano, perché prima mi sembra che non ci sia neanche molta sensibilità, anche se Michelangelo ha un'influenza, anche se pensiamo a Sebastiano del Piombo, però poi evidentemente anni 40, anni 50, anni 60 la situazione cambia, anche i protagonisti, anche i produttori sono diversi. Non capisco, vuoi dire quale linguaggio? Il linguaggio che si trova negli inventari? Ah! Abbiamo tutto quello che scrivono i poligrafi sui pittori del tempo, sì, certo, la famosa lettera di Calmo, non so, ci sono cose del genere un po', ma francamente che permettano di concettualizzare il concetto di maniera. Non... Ma no, si parla di buona maniera. Sì, buona maniera, sì. No. Grazie. Io vorrei legarmi all'intervento dal punto di vista storico, che è paradossalmente poi più transdisciplinare di questo un po' più formale. D'altra parte il manierismo è un aspetto più formale, stilistico della critica, ma quanto la concezione del manierismo, della maniera, non mi riferisco particolarmente al termine, quanto più al concetto che sta dietro alle parole, quanto potrebbe essere ampliato e quindi una visione un po' più onnicomprensiva quasi del periodo, se invece che a un approccio formale stilistico ci si approcciasse ai termini con una questione contestuale, perché d'altra parte Venezia in quel periodo è in piena riforma sia politica, grittiana, ma anche strettamente legata alle teorie artistiche, insomma c'è un fitto dialogo tra tosco-romani, fiorentini, comunque centro-italiani e veneti che hanno bisogno e sentono il bisogno di una riforma all'interno della teoria e poi della pratica stessa. L'esempio dell'articolo di Nichols, quello sulla prestezza, tale quale dal punto di vista della scrittura quanto quello della pittura, è esemplificativo da questo punto di vista, indica un dialogo fitto tra letterati e artisti e di conseguenza anche quindi un dialogo che può essere ancora più ampliato per una comprensione
più generale del manierismo senza guardarla solamente da un punto di vista formale, perché sennò appunto si ricade in questioni puramente stilistiche, ma che poi non danno non sono effettivamente uno specchio del periodo che dovrebbero riflettere. No, sono d'accordo, difatti bisogna, come lo fa Nichols e come lo faceva già Sherman, anche se con dei problemi, ma bisogna indagare su questi rapporti tra i letterati e gli artisti, è fondamentale, difatti. Però questo non toglie che la parola manierismo è nata in un contesto che è quello stilistico, e quindi bisogna analizzarla anche in questo contesto, e questo pone delle difficoltà, è quello che volevo sottolineare, insomma. Ancora qualche riflessione o qualche intervento? Certo. Michel, volevo solo riagganciarmi a un'altra cosa che mi è sembrata interessante quando hai citato il primo uso del termine manierismo. Mi riaggancio a quello che hai appena detto. Nel 600 come spregiativo e nel 600 in Italia lo usa Bellori. Esatto. E contro tutti quelli che precedono i Carracci dice però per fortuna sono Bellori, arrivati i Carracci, però dopo leggi gli appunti di Carracci, di Annibale almeno a Vasari, e capisci che anche Bellori a questo punto non ha nulla a che fare con le intenzioni di Carracci, nel senso rispetto al problema. Quindi questo conferma quello che è appena stato detto, cioè c'è un problema naturalmente stilistico e il punto di osservazione è quello che determina poi l'inflessione che il termine manierismo assume, come è successo per tutto il Novecento, e credo che sia un po' questo forse quello che ha determinato anche un po' il declino del termine in questo momento all'interno della nostra geografia, perché è una nostra geografia che si interessa forse sempre meno di grandi problemi stilistici, forse è questo un po' anche. E d'altronde le categorie forse piace sempre meno usarle, ma il manierismo continua a essere usato nel caso di Venezia in un termine, in un modo unico, che è quello, esclusivo, che è quello che ha detto Stefania prima, cioè è quello che poi diceva Paluchini, cioè influenze da un repertorio formale che circola dal centro Italia, Toscana e Roma, verso Venezia, e fa parte della geografia artistica più che, e delle influenze, se vogliamo, più che dello stile. E che comunque non mi pare una prerogativa esclusiva di quel torno di anni, mi pare che la questione sia molto più vale per qualsiasi epoca, appunto. come vale per qualsiasi epoca il fatto che, anche a proposito di crisi, devo dire, Matteo, che io concordo con Michel, non vedo crisi alla base dell'arte di Tintoretto, vedo invece progresso rispetto a delle problematiche, non delle problematiche, dei temi che riguardano il mestiere del pittore. Cioè c'è... No, ma non... Ma questo perché voi avete un rapporto difficile con la crisi. La crisi è una cosa nobilissima. No, non ho nessun rapporto, nessun problema con la crisi, solo che... No, ma non ce l'avevo con questo. No, sì. No, quello che volevo dire, ma non lo dico per andare contro... No, ma prendo quello che tu hai detto, per sottolineare un aspetto fondamentale di quello che stiamo dicendo, cioè... Certo. Sì. No, ma non ti preoccupare, non è... No, ma in generale il punto è che la maniera così come la intendiamo non necessariamente è legata a un problema di crisi, cioè a un concetto di crisi, cioè è secondo me l'estensione invece di come sta cambiando nel Cinquecento il mestiere del pittore, era questo, quindi non ti preoccupare, non ce l'avevo con te. La maniera o il manierismo? Il manierismo non lo voglio neanche usare. Non lo usiamo, ok, lo aboliamo, io anche festeggerei questa conquista. Il tipo di fare arte. Però con maniera cosa ci facciamo? Perché la maniera è tutto. No, ci sono 1000 modi di usare il termine maniera, ma io sto dicendo proprio questo. Il concetto, cioè, se noi usiamo il concetto, maniera vuol dire modo di dipingere o di fare qualcosa, ok? Ecco. Adesso...
Ci sono nella teoria artistica italiana del Cinquecento determinati temi che escono, sono legati alla maniera, nel senso che maniera è il fare arte, ok? Quindi se usiamo il termine in maniera così, come è neutro nella teoria artistica del Cinquecento, quello che volevo dire è solo questo, che nella teoria artistica del Cinquecento non ci sono elementi di crisi o che, c'è anzi il contrario, c'è l'idea di continuare a far avanzare la sperimentazione nell'arte basato sui raggiungimenti che ci sono stati fino a quel momento, cioè è un progresso e un avanzamento. Beh, diciamo che questo è più la narrazione. No, non è la narrazione, se uno legge Armenini o quant'altro trova questo. Sì, voglio dire, però di fatto poi se ti occupi di pittura, le crisi le trovi e come? Cioè, non mi pare che si possa dire... Non sto dicendo che non ci sono crisi, sto dicendo che il termine maniera non porta con sé elementi di crisi necessariamente, perché se il termine maniera noi o lo prendiamo da inventari del Cinquecento. Beh, se lo usiamo in maniera neutra, come tu giustamente sostieni, anche una pittura di crisi è una maniera, cioè questo intendevo dire. Sto parlando della teoria artistica del Cinquecento. Ok. Mi riferisco esclusivamente a quello, non sto dicendo che non ci sono no, ma crisi. la teoria però è una narrazione, ragazzi, io ricordo, cioè no, la mi teoria sembra che bisogna un po'... No, non sono d'accordo, se tu leggi Vasari non è narrazione, se tu leggi la prefazione, no, la prefazione della terza parte delle vite non è narrazione, è l'unica cosa teorica che ha scritto in tutta la vita praticamente e le è venuta anche abbastanza bene. Armenini o quant'altro, no, Cellini, cioè, fanno tutti dei discorsi teorici, non sono narrazioni, un conto sono le vite e nella narrazione sono biografie, ma quando si mettono a parlare di che cosa fare per dipingere, scusa, però quella non è narrazione, quello sono riflessioni su cosa significa fare arte e come bisogna farla. Ma da qui a narrazione lo vedo difficile personalmente, poi questo... Però era solo quello che volevo dire e chiudo qua perché sennò parlo solo io. Sì, Pier Mario. No, più precisa di quella di prima che ho detto. Allora, per esempio, campo letterario, cioè una contorsione, diciamo così, stilizzazione della scrittura di toscani che vengono a stare a Venezia, tipo la prosa di Aretino, sì, che si complica immensamente, o quella di Doni, mentre se uno si prende la prosa di Machiavelli, che è uno che se ne sta a Firenze, pensa di scrivere in una lingua naturale, una cosa che va completamente da un'altra parte, anche se in mezzo c'è un passaggio temporale. Ora, per esempio, prima citavo la lettera di Calmo, che è famosa sul Tintoretto. Quando Calmo scrive quella lettera lì in un Veneto artefatto, ha una carica dentro alla scuola di San Marco, quindi chissà se c'è un suo ritratto dentro a uno dei dipinti di Tintoretto, e adopera dei termini tipo, adesso mi ricordo vagamente, ma sbiacar, che è una parola che non esiste, vuol dire dare un colpo di biacca. Ecco, per esempio lì osservo una cosa che in un altro dei dipinti di quelli noi vediamo un colpo di pennellata sulla tela che non è esattamente, dipinge una corda, però è chiaramente un atto impresso al dipinto. Questa cosa che va avanti per un centinaio d'anni, arriviamo a Boschini, a cose scritte in Veneto, dove scrivere in Veneto vuol dire anche usare dei termini che sono dei termini tecnici dei pittori, che quindi sarebbe stato difficile rendere in toscano. Ecco, questa è una parte di, come dire, storia della maniera, virgolette, di un'impressione stilistica, che però caratterizza un tipo di pittura riconosciuta come di tradizione veneta, e che poi, ecco, uno dei paradossi è che poi Longhi si forma un lessico e anche una lingua, un'espressività leggendo Boschini, e detesta Tintoretto, che è il pane di Boschini e di quella tradizione. Ecco, e questo credo che sia un po' un rapporto tra letteratura ed arte, che non è quella dei pittori, che solite robe che vediamo dappertutto, ma è un tipo di attenzione particolare che marca dei fatti tecnico-espressivi che appartengono a un tipo di... e per cui ovviamente l'applicazione del termine maniera qui o altrove è differente da un punto di vista di caratterizzazione, però questo c'è nella letteratura
letteratura, nella scrittura dell'epoca, che è spesso una scrittura che affianca la produzione, come il piccolo caso di Calmo che fa il Gastaldo, non mi ricordo cosa, della scuola di San Marco in quel momento. Nonostante l'amicizia per Michel, vorrei provare a incastrarti in finale. Nel senso che abbiamo capito tutti che sei un wolfliniano, ma sono passati 107, L'ha proprio confessato, l'ha proprio confessato. 107 anni, mi pare. Sì. Allora, adesso pensa di essere costretto sotto tortura a catalogare degli artisti, cioè Tiziano anni 40, Schiavone tout court, Sustris tout court, Bassano da una certa fase in poi, Veronese in un periodo circoscritto in cui si vede che muta. Allora, poi non ti chiedo Palma Giovane. Vuoi dire se penso che c'è una coerenza della scuola veneziana? Sì, è come la classifichi. Riparto da Wolfling. Wölflin e da Annibale Carracci, che le cita tutti in questo testo. No, difatti penso veramente che c'è una coerenza. E trovo che difatti, scusatemi, ma trovo che difatti se riprendiamo questa voglia di analisi stilistiche, le categorie wolfliniane funzionino abbastanza bene e sono in corrispondenza, trovo, anche con la visione storica che avevano i pittori del Seicento della pittura veneziana, che vedevano, anche Boschini, che vedevano difatti come un linguaggio specifico e che aveva un ruolo fondamentale nella nascita del barocco. Ma forse mi sbaglio. No, beh, poi volevo chiedere a Giorgio, non ho capito bene quello che dicevi su Bellori. Bellori chiama manieristi quelli che hanno rovinato il classicismo, il naturalismo, e dice, beh, per fortuna i Carracci hanno riportato in auge il vero modo di dipingere. No? No, e poi è divertente perché Carracci invece riprende esattamente, cioè loda pittori che finirebbero dentro alla categoria di Bellori. Per Bellori, ma Bellori fa naturalmente un ragionamento per conto suo, però dobbiamo separare Bellori da Carracci, questo vuol dire, cioè certo. Le intenzioni di Bellori non sono necessariamente le stesse di Carracci, ma è questo, quella è la narrazione, lì è narrazione, ovviamente, mentre invece... In questo senso io dico, sì, ma io non parlavo di Bellori. La teoria però è comunque piena anche di una componente narrativa. No, quando leggi Armenini non c'è componente narrativa, non c'è in Armenini, non c'è in Lomazzo, non c'è in Bocchi, non c'è in un sacco di trattatisti del Cinquecento che si occupano solo di arte, non c'è neanche nelle parti migliori delle vite all'inizio quando parla di che cos'è un dipinto, il piano. Io a quello mi riferisco ed è lì che il termine maniera viene fuori. Poi naturalmente c'è anche l'uso del termine maniera nelle narrazioni. Allora, questa maniera è bella, questa non è bella e così via, ma quella è la narrazione, certo. No. Solo una cosa che anche a me mi ha molto colpito positivamente quello che dicevi appunto sull'approvazione di Carracci in toto di questa vague dei pittori veneti, no? Che viene poi a essere ancora più forte e pregnante quando invece prendiamo Federico Zuccari che di fronte alla Cappella Contarelli dice: di che vi meravigliate? Questo è Giorgione, parlando di Caravaggio, no? Che colpisce tutta Roma. E lì c'è un problema, secondo me, proprio di avanguardia. Di avanguardia, come forse diceva Giorgio,
nel rapporto col classicismo, perché classicismo e natura sono i termini su cui si muove Vasari nel Cinquecento, quindi questo termine maniera è una lente in realtà attraverso la quale lui giudica. E certo i veneziani sgusciano da questa lente perché ultimamente negli ultimi 30 anni abbiamo visto questo manierismo preso proprio come una lente puntato al millimetro su alcune figure per vedere quanto Michelangelo può aver influito su certi pezzi di Veronese, per esempio. Però ecco, il momento poi cambia, il primo Seicento, Venezia è assente da quella che è l'influenza di Caravaggio e risorge su lungo tutto un altro fiume, un fiume grande che prende Giordano, che va avanti su tutto il secolo. E questa è la grandezza di questa civiltà, che è una civiltà in cui l'avanguardia si ripete. E quindi forse dovremmo parlare, per tornare a quello che diceva Stefania, che facciamo? Forse dovremmo parlare di un altro rinascimento, cioè di un altro rinascimento, come si parla del Rinascimento fiammingo, parlare in Italia di un parametro che è stato coniato per quella parte d'Italia tra Firenze e Roma e poi di forza portato su Venezia, perché poi c'è anche una storia sociale dell'arte di cui noi siamo vittime, ecco, per cui non so, hai capito, chiaramente questo tipo di meccanismi funzionano perché anche noi siamo fortemente condizionati dal passato della storia dell'arte alla quale ci siamo abbeverati, insomma, e formati. Quindi questo dico, però ecco, dopo tanti anni che ci siano due tradizioni profondamente diverse in cui questo termine manierismo in effetti per quello che riguarda il Cinquecento non ha molto senso, io sono molto d'accordo con te e approvo proprio questo senso invece di grande vitalità che questa tradizione dimostra di possedere anche quando sembra, come dire, un po' addormentata nei primi del Seicento, ma in realtà sono braci dalle quali poi usciranno fuori dei grandi episodi, insomma. Poi. Forse siamo soddisfatti e contenti. Io vorrei ancora ringraziare Michel Hockman per questo bellissimo intervento e anche, permettetemi, tanti colleghi che sono venuti e che hanno anche insomma, permesso di dialogare. Queste occasioni sono sempre molto rare, quindi vi sono veramente molto riconoscente. Grazie.